dell'anno 2016. In considerazione dell'approssimarsi del periodo estivo, tradizionalmente indicato per gli interventi di manutenzione stradale, interroga il signor Sindaco della città di Messina per conoscere se l'assessorato competente dell'ufficio tecnico comunale abbia predisposto un cronoprogramma degli interventi che si intendono realizzare quest'anno, se tale programma è stato condiviso con i consigli di frazione con il consiglio del capoluogo competente del territorio e se non sia meritevole di particolare attenzione agli avviatori al fine di tutelare i pedoni, considerato che in Italia non esiste il marciapiede e che la stessa banchina stradale non è praticabile. Perdonerete se non cito nessun libro, in interrogazione si risponde quanto segue. L'appalto di manutenzione stradale 2015 è stato aggiudicato alla ditta CP, nel termine numero 88 del 4/3/2015. La firma del contratto è avvenuta il giorno 14 aprile. Entro i primi di maggio si partirà per i lavori. L'importo complessivo dei lavori sarà per 335.000 euro, compresi oneri vari e costi. Si allega il cronoprogramma del progetto esecutivo, per il quale da legge saranno possibili piccole variazioni esecutive. Il secondo punto, le strade su cui intervenire sono state decise principalmente dall'ufficio tecnico in base ai sopralluoghi effettuati e allo stato di manutenzione e al traffico presente. Nelle consulte si è discusso e aggiornato i cittadini circa il piano, dando spiegazioni delle scelte effettuate, condividendo le illustrazioni e raccogliendo le varie sollecitazioni pervenute. Relativamente ad alcune strade il cui Stato ha imposto ragionamenti più complessi, sono state convocate riunioni frazionali a cui sono stati invitati a partecipare anche i residenti delle strade in questione. Punto 3. La realizzazione del ciclo pedonale su via Piave, da via San Paolo a via Rosinelli, è già prevista nello strumento urbanistico in fase di approvazione, PSC, ed è legata a un ambito di trasformazione di un'area limitrofa. Concordiamo con l'interrogante che via Piave, con numerose altre vie del nostro capoluogo, necessitino di interventi al fine di mettere sempre in maggiore sicurezza pedoni e ciclisti, come questa amministrazione ha già cominciato a fare con convinzione negli ultimi anni. Consigliere, speriamo che sia realizzato. Invito sempre il consigliere a leggerlo, sono tutte che fanno insegnamento di impianti biomassi. A conoscenza dell'allarme che nella popolazione si sta diffondendo in seguito alla notizia che in via Cantaverino si starebbe insediare l'ennesimo impianto a biomasse che verrebbe ad aggiungersi ai vari impianti già esistenti nel nostro territorio comunale, che tali impianti generano continue lamentele dei nostri concittadini, interrogo il signor Sindaco della città di Messina per conoscere se è a conoscenza di tale iniziativa, se non ne fosse a conoscenza se intende o meno attivarsi verso i competenti uffici per ottenere chiarimenti, se la notizia rispondesse a verità quale atteggiamento intende assumere l'amministrazione comunale per scongiurare la realizzazione dell'ennesimo impianto biomasse nel territorio comunale. A seguito? Vado senza la accetto, grazie. Brava, era messo così, allora, a seguito dell'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Ioni Vicina in data 25/3/2015 si relaziona a quanto segue. L'attuale amministrazione è a conoscenza di tale iniziativa. A conferma di questo si informa che in data 26 marzo 2015 si è tenuta, alla presenza del sindaco e dell'assessore all'ambiente, la riunione delle consulte Villa Fontana, Fossatone, Fiorentina e Ambiente avente ad oggetto l'impianto in questione. Si comunica inoltre che l'amministrazione non può contrastare la realizzazione di tale impianto dal momento che l'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione non è il comune ma la provincia. Inoltre si rende noto che le biomasse costituiscono una risorsa per il raggiungimento dell'obiettivo del 17% di energia da rinnovabili al 2020. La direttiva europea sulle rinnovabili ha stabilito infatti precisi obiettivi da raggiungere entro il 2020 in termini di quantità di energia rinnovabile per una quota complessiva a scala europea del 20%. Questo traguardo è stato suddiviso in quote nazionali tra gli Stati membri e l'Italia come
noto, entro il 2020 dovrà raggiungere il 17% di energia rinnovabile anche attraverso lo sviluppo degli impianti a biomassa, così come indicato dalla stessa Unione Europea. Consigliere? Non sapevo dell'incontro già venuto che era Sì, c'è stato il 26 marzo presso Villa Fontana. 19° punto, interrogazione sempre del gruppo sul rispetto delle normative riguardanti l'antenna telefonia mobile in via San Paolo 135. la conoscenza che nel nostro capoluogo, precisamente in via San Paolo 135, è stata installata una nuova antenna di telefonia mobile, che la stessa antenna è ubicata a poca distanza da diversi edifici e edifici ad uso residenziale, che la stessa antenna è ubicata di fronte ad una pubblica strada, che il territorio del nostro comune è classificato come zona sismica, interroga il signor Sindaco della città di Messina per conoscere se per la realizzazione di tale manufatto in zona sismica sia previsto il rispetto di qualche normativa specifica, se tale normativa preveda degli accorgimenti particolari per la realizzazione di antenne di telefonia mobile, in caso positivo se tale rispetto sia stato verificato dall'ufficio tecnico comunale, se tale compito non rientrasse tra quelli dell'ufficio tecnico, quale sia l'ufficio competente. A seguito dell'interrogazione presentata dal gruppo consigliare di Nuova Medicina in data 25 marzo 2015 si relaziola quanto segue. Per la realizzazione dell'antenna SIC in via San Paolo 135 è stata rilasciata regolare autorizzazione sismica numero 38 del 3 febbraio 2015, ai sensi della legge regionale numero 19 del 30 ottobre 2008. La competenza del rilascio delle autorizzazioni sismiche è delegata all'ufficio associato pratiche sismiche del modo circondario molese, a cui spetta la verifica del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni. Prima di lasciarvi andare vi vorrei fare una proposta. Siamo tutti sconvolti, comunque siamo rimasti tutti attoniti dalle immagini sul terremoto vescovo in Nepal. Chiedo pertanto ai consiglieri se se la sentono di donare il gettone alla ricostruzione. Pensateci, valutate, decidono. Vi pronoto ovviamente, come sapete, i Gurkha che si sono venuti a liberare proprio dal Nepal, quindi insomma, i Gurkha